In meno di 24 ore, il convegno sulla tragedia di Gaza impedito a Ca' Foscari da manifestanti pro-Pal è diventato un caso nazionale che ha scosso il mondo politico e convinto il ministro dell'Università Bernini ad annunciare la volontà di venire a Venezia per riprendere il dibattito interrotto. Fuori i sionisti dall'università! Fuori i sionisti dall'università! I manifestanti scandiscono fuori i sionisti dalle università, ma tra i cori della cinquantina di manifestanti si intuiscono anche riferimenti a Piazzale Loreto, mentre qualcuno mima con la mano il gesto della P38. La contestazione ininterrotta all'auditorium di San Giobbe ha impedito a Emanuele Fiano, già deputato PD e presidente dell'Associazione Sinistra per Israele Due Popoli Due Stati, di prendere la parola all'evento organizzato dall'Associazione Studentesca Futura. Noi siamo particolarmente sconcertati proprio perché non c'era volontà di dialogo. Quando i contestatori sono arrivati hanno fatto di tutto purché l'onorevole non potesse esprimersi, non potesse parlare. Mi è stato detto che purtroppo con i sionisti non si parla e che non c'era appunto volontà di dialogo. Il dibattito è impossibile, l'incontro sul Medio Oriente non può avere luogo. Il ministro dell'Università Anna Maria Bernini ha telefonato a Fiano per esprimergli personalmente solidarietà e proporgli di tornare insieme a Ca' Foscari, una volontà che il ministro ha espresso anche alla rettrice di Ca' Foscari, Tiziana Lipiello. La nostra università è un luogo plurale di incontri, di confronto, aperto anche ai temi più complessi dell'attualità. Respingiamo fermamente ogni forma di prevaricazione. Condanniamo l'intolleranza, promuoviamo l'ascolto e operiamo per costruire ponti di pace. Emanuele Fiano ha lasciato Venezia profondamente scioccato. L'ultima volta che hanno espulso un fiano da un luogo di studio, ha detto, è stato nel 1938 con suo padre. Era l'Italia fascista delle leggi razziali. Sono scosso, non è stata una bella cosa e poi io ho una storia familiare molto segnata e quindi che non mi facciano parlare è una cosa che mi turba molto. La segreteria nazionale del Fronte della Gioventù Comunista, tra i principali promotori della contestazione, parla di un clamore mediatico costruito artificialmente col solo obiettivo di distorcere la realtà. La Sinistra per Israele, si legge in un comunicato, è evidentemente disabituata a rapportarsi con un'Italia che in larghissima maggioranza non condivide le sue posizioni filo-israeliane.